Onorevole Milanato, andiamo subito al dunque. Quali sono le voci che trapelano da palazzo? Questo governo che prospettive ci dà? Bah, voci per la verità ne trapelano poche da palazzo, sono quelle che leggiamo sulla stampa. Le prospettive, beh, è chiaro che è necessario fare una piccola premessa. Il momento che stiamo vivendo è un momento drammatico non solo per l'Italia, non solo per il nostro paese, ma per tutta l'Europa e il mondo intero. Le conseguenze di questa crisi pandemica, le conseguenze economiche, sociali e la crisi delle istituzioni stanno mettendo ovviamente a dura prova il nostro paese. Ecco, il nostro paese però soffre più di altri. Soffre più di altri perché già ci trovavamo in una situazione di grande indebitamento, con un problema occupazionale molto importante e quindi ora che è cambiata l'era, siamo nell'era Draghi, Mattarella ha voluto dare l'incarico al presidente Mario Draghi e noi come Forza Italia ovviamente abbiamo da subito deciso di dare tutto il nostro supporto a questo governo. Perché è bene ricordare che Forza Italia, nella figura del nostro presidente Berlusconi, ha avuto un ruolo centrale chiedendo da subito il governo dei migliori. Ecco, Mario E Draghi ha ha questo sparigliato le profilo carte anche subito col e suo ha accesso, sparigliato le infatti. carte, esattamente, e Mario Draghi sicuramente ha questo profilo e sono sicura che potrà far bene in un momento come questo perché è come se noi stessimo vivendo una guerra. Ecco, nelle guerre dobbiamo chiedere l'aiuto agli uomini migliori e credo che sia stata la scelta giusta. Sono convinto, sono convinto.